Domenica 29 settembre 2019 è andata in scena la 47esima Marcia Lunga sul Rubicone, una corsa organizzata dalla Podistica 7, team di Savignano sul Rubicone, che è divenuta ormai una tradizionale manifestazione per tutti gli atleti. Lo scenario di quelli suggestivi si attraversano il centro urbano della città, passando campagne, vigneti, ville istituzionali che rappresentano un'icona del territorio, fino a toccare con mano le fatiche di un percorso sali e scendi non certamente da tutti. All'appuntamento sono intervenuti diversi protagonisti del territorio, altri, definiti assenti, hanno scelto di correre in altre città, perdendosi una bella giornata di sole, di fatica e sudore, ma di tanto piacere nel prendere il via. Tra i maschi troviamo Rachid Benandia, l'atleta da Dinamo Sport, è difficile vederlo non protagonista, soprattutto in queste gare. Tra le donne invece Anna Spagnoli. Sono 3 le novità assolute dell'edizione 2019. Con estrema soddisfazione, per la prima volta la Marcia Lunga si avvarrà di un servizio di rilevamento cronometrico fornito da Endu, ciò grazie al fondamentale sostegno offerto dal comune di Savignano sul Rubicone. Verranno assegnati i trofei Gianfranco Massari e Rosetta Ferri rispettivamente al primo uomo e alla prima donna che raggiungeranno il traguardo volante al terzo chilometro. Verranno premiate le prime 10 concorrenti in tutte e 3 le categorie femminili, F, G e H, che taglieranno il traguardo. Nulla invece cambia nel percorso di gara, che si presenta nell'ultima variante utilizzata negli ultimi anni, con passaggio all'interno dello splendido parco Villa Conte di Bagno, che condurrà al tratto finale. La partenza è ovviamente sempre dalla piazza Borghesi. Ma oltre alla gara competitiva che prenderà il via alle ore 9:30 di chilometri 14, omologata a Fidal, alle 9:35 prenderà il via la partenza della camminata ludico-motoria di chilometri 3,5, 7 e 14. Alle ore 9:45 invece la partenza per le gare le migliori giovani promesse. Un occhio di riguardo dunque anche per i giovani atleti, e questo, sottolineiamo, è davvero importante soprattutto per la crescita dei ragazzi che si avvicinano soprattutto allo sport chiamato atletica. Quindi complimenti davvero agli organizzatori. Tra gli assenti spicca ovviamente il nome di Alberto Della Pasqua della Dinamo Sport, l'atleta di casa, infatti è assente in questa edizione del 2019, ma facendo un piccolo rewind in merito alla stagione scorsa, quindi all'anno solare 2018, ricordiamo anche gli atleti che si sono aggiudicati questa manifestazione nella precedente edizione. L'anno scorso a trionfare fu Kikaya Dennis Bosir della Calvese Aosta con il tempo di 44,52. Dietro di lui si classificò Vasil Maticiuk, presente anche in questa edizione della Gabi Bologna con 45,35. Terzo posto per Ziton Younes della Podistica Il Laghetto con 45,48. Più o meno tutti vicini appunto i primi 3 atleti. Per quanto riguarda le donne, anche qui il podio è straniero. A vincere fu Kenboy Vivian Gerop dell'Atletica Saluz con il tempo di 50,57, a seguire l'atleta ormai di casa che lascia prospettive future interessanti sicuramente come Beatrice Boccalini della Gabi Bologna con il tempo di 51,16. Beatrice tra l'altro è impegnatissima in questo periodo, anche lei spesso protagonista in gare fuori dalla regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda la terza posizione, Judith Varga, altra grande atleta di queste zone, esattamente dell'Edera Forlì, che si classificò appunto al terzo posto con il tempo di 54,24. A livelli di nomi è stata sempre una manifestazione molto interessante quella della Marcia Lunga, giunta per l'appunto alla 47esima edizione, 47 anni e non sentirli, è proprio il caso di dirlo. Poi ci sono stati rappresentanti diciamo rispetto all'ultima edizione protagonisti anche in questa del 2019 come Michela Agostini, tanto per segnare alcuni nomi, Francesco Tornati e Ismail Rachid Benandia, che fu protagonista anche lo scorso anno, che si classificò addirittura al 7° posto. Poi via via Gianluca Borghesi, sesto, leggermente meglio rispetto a Rachid Benandia, e anche Nicolas De Nicolò.
ma qui soprattutto, come dicevo poc'anzi, si è reso protagonista proprio l'atleta di casa Alberto Della Pasqua, ricordiamo ancora una volta assente in questa edizione. Tuttavia anche il presidente della Podistica 7, che tra poco sentiremo ai nostri microfoni, si è dichiarato soddisfatto, considerando appunto il calendario che in questo periodo è davvero intasato, tra virgolette, di gare, e quindi diviene anche difficile organizzare una manifestazione cercando di renderla al meglio possibile quando appunto ci sono varie gare in corso d'opera. È assente ovviamente anche Federica Moroni, è stata assente anche nell'ultima gara ripresa dalle nostre telecamere, quella di Macciano. Speriamo appunto di potervi raccontare nuovamente le gesta atletiche di queste protagoniste, di questi protagonisti, anche nei prossimi appuntamenti televisivi. Nel frattempo entriamo dentro la marcia longa, giunta alla sua 47esima edizione. Una piccola nota: come dicevo a inizio di questa puntata, c'è sulla locandina un importante riconoscimento, o meglio, in verità due: il Memorial Lelli, affidato appunto a due persone che hanno reso storica questa gara, che sono stati personaggi importantissimi per quanto riguarda l'atletica romagnola. A loro va il nostro omaggio per quanto fatto in queste 47 edizioni, e seppur adesso non ci sono più, per quello che vale, davvero i complimenti sono rivolti anche a chi in precedenza ha cercato sempre di fare il meglio per far sì che questa gara potesse avere comunque una continuazione. E la parola continuazione va associata anche alla cultura, alla tradizione del territorio e anche alla scoperta del territorio, perché questa gara racchiude un panorama bellissimo, un attraversamento, come dicevo a inizio puntata, di un percorso dove si tocca appunto il centro urbano con Piazza Borghese fino ad arrivare nel vigneto e alla villa che attraversa la città di Savignano sul Rubicone. Davvero un palcoscenico suggestivo. Tanti atleti hanno preso il via, nonostante non ci siano tantissimi nomi che hanno reso importanti le gare nel corso degli anni, raccolte dalle nostre testimonianze televisive, però davvero ci apprestiamo a raccontarvi una gara che metterà sicuramente in vetrina qualche velocista e metterà in vetrina anche a livello femminile, perché no, qualche conferma e qualche ragazza che come Beatrice Baccolini ha voglia appunto di mettersi in mostra. Vedremo appunto se avremo ragione o meno con il racconto di questa 47esima edizione. Lo spazio ora viene rilasciato all'intervista raccolta con Mario Ricci, presidente della Podistica 7 di Savignano Rubicone, che per l'appunto ci riassume gli scenari, le introduzioni in questa corsa, non nascondendo le proprie emozioni e non smettendo mai di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa 47esima edizione della Marcia Longa, che rappresenta una enorme soddisfazione per tutti coloro che rappresentano, per l'appunto, e scusate la ripetizione, il team della Podistica 7. Un evento che scombussola un po' tutti i piani dell'annata, perché comunque bisogna di un'attenta organizzazione, e su questo lato ormai sono 5 anni che seguiamo il podismo nostrano, non possiamo che rivolgere i complimenti agli organizzatori. Ma sono molto emozionato perché è una gara che secondo me è molto importante, molto bella. Noi siamo qui per cercare di fare il meglio possibile perché tutti siano contenti, sia una bella giornata di sport, per cui sono un po' preoccupato, ma nello stesso tempo ho molto entusiasmo, sperando che tutto vada bene. No, il percorso abbiamo lasciato sempre lo stesso. Quindi molto probabilmente ci sarà la prima parte, c'è la prima parte pianeggiante, e poi si andrà nelle vigne su di Montalbano e l'ultimo pezzo si entrerà dentro la villa Guidi di Bagno. Sì, le persone da ringraziare sono tante, ma penso soprattutto all'amministrazione comunale, Romagna Banca, e gli sponsor principali tipo la farmacia Mercuriali, che ci ha messo a disposizione una parte dei premi, il caseificio Pascoli, e poi tanti altri sponsor, e soprattutto devo ringraziare il mio gruppo, la Podistica 7, che
si è data da fare tutti quanti per questa manifestazione. E allora al primo assoluto c'è il trofeo Roberto Lelli, che è arrivato mi sembra alla 27esima edizione. Per la prima donna assoluta invece c'è il trofeo Raffaello Lelli, che è stato nostro presidente per molti anni e che è alla seconda edizione. Poi quest'anno abbiamo introdotto due novità: il traguardo volante, nella quale premiamo due persone che sono stati per molti anni atleti della nostra Podistica 7 e ci hanno rappresentato con dei grossi risultati, che sono Gianfranco Massari per il primo uomo che traglia il traguardo e Rosetta Ferri per la prima donna sempre che arriva al traguardo volante. Entriamo nel vivo di questa gara. Ci siamo divertiti a fare ovviamente il primo piano, creando appunto attenzione e forse dando anche un po' di tensione ai protagonisti in campo. Davvero una 47esima edizione che, come dicevo prima, manca di alcuni protagonisti importanti conosciuti nel corso di questi 5 anni a livello televisivo e che si sono messi in mostra decisamente, a iniziare da Beatrice Baccolini per quanto riguarda il campo femminile, passando per Federica Moroni che è un'icona, e poi sono perse le tracce un po' per quanto riguarda anche Eleonora Errani. Andiamo a vedere chi potrebbero essere i protagonisti. Yassin Kaburi della Dinamo Sport, Rashid Benandia sempre della Dinamo Sport, sono atleti stranieri che sono veramente fortissimi per quanto riguarda appunto questi tipi di maratone. Poi c'è Maticic, che l'avevamo già visto protagonista nella passata edizione, che centrò il secondo posto. Maticic, ricordiamo che rappresenta la Gabi Bologna. Ci sono altri personaggi storici delle corse nostrane come Fabio Ercoli sempre della Gabi Bologna, Ismail della Rimini Nord Sant'Arcangelo, Francesco Tornati che c'era anche l'anno scorso, Dennis Pianini, ormai un'icona per quanto riguarda un po' tutte le gare del panorama nostrano, poi per non parlare anche di Michele Agostini e così via. Per quanto riguarda invece il campo femminile, Anna Spagnoli sicuramente parte favorita, poi troviamo anche Luana Leardini e poi ci potrebbero essere delle sorprese. È un po' difficile appunto pronosticare per quanto riguarda il campo femminile, perché come dicevo appunto perse le regine assolute. Per quanto riguarda il panorama nostrano come Federica Moroni e Beatrice Baccolini, diviene un po' difficile appunto individuare quali potranno essere le sorprese di questa gara. Anche Anna Nanu ed Elena Nanu, che si sono messi in mostra nelle ultime annate, sono assenti in questa gara. Non è una gara particolarmente difficile da decifrare, perché lì davanti ci sono gli atleti che pronosticavamo tutti, formati per l'appunto per quanto riguarda il genere maschile dal trio straniero che si è messo in luce non solo in questa gara ma anche in altre gare di questa stagione 2019. Stiamo parlando ovviamente di Yassin Kaburi della Dinamo Sport, del compagno Rashid Benadian sempre della Dinamo Sport e di Maticic Vasil della Gabi Bologna. Inizialmente Vasil era partito anche con un testa a testa insieme a Yassin Kaburi e il duo è durato per circa 10 minuti, quando per l'appunto Yassin Kaburi ha preso il via ottenendo il traguardo volante. Ricordiamo, per la prima volta viene assegnato in questa marcia longa il trofeo per quanto riguarda appunto colui che oltrepassava il famoso traguardo volante, e ad aggiudicarselo è stato proprio Yassin Kaburi della Dinamo Sport. Vasil ha fatto un testa a testa con lui, poi lo sentiremo a fine gara, ci parlerà anche delle condizioni climatiche, perché ricordiamo che Vasil, rispetto agli altri due che sono di origine marocchina, lui è ucraino, dice di patire talmente tanto il caldo perché ovviamente è abituato al freddo, dicendo che per l'appunto ha perso un po' di terreno proprio per il gran caldo, ma in effetti lo vedete anche dalle immagini a Savignano in questa domenica 29 ottobre, il clima è assolutamente estivo, non riguarda
assolutamente una giornata autunnale, ma bensì più una giornata estiva. Il bello di questa corsa è anche quest'oggi, perché gli atleti, oltre a fare una fatica incredibile con un saliscendi spettacolare, sono caratterizzati e baciati in questa giornata dal sole splendente. Una giornata particolare appunto per il trio composto da Kaburi, Benandian e Matiucic. Rashid segue una gara più tattica rispetto ad altre volte. Rashid rimane a guardare cosa fanno i due lì davanti e poi pian piano guadagna sempre più terreno. Abbiamo seguito anche dei primi piani per capire appunto l'attenzione che dedica il marocchino a questa gara, lo sguardo verso quei due lì davanti, ma poi vedremo che pian piano, come usa fare anche in maniera abitudinaria quando soprattutto non è in testa ma dietro, è quello di osservare l'avversario per poi puntare nel rush finale a superarlo. Ci riuscirà anche in questa occasione? Lo vedremo tra poco. Nel frattempo ci gustiamo qualche sortita offensiva per quanto riguarda i primi 10, cerchiamo appunto di delineare una classifica. Vediamo per l'appunto Kaburi che ha preso il via, poi a talonarlo c'è Matiucic, Benandian, via via Palombo, Saturnino, vediamo Gaspari, Ercoli, Ismail, tornati Pianini e Poggi. Questi compongono i primi 10 per quanto riguarda la classifica maschile. Poi riusciamo a intravedere le prime due donne che non sono in verità molto distanziate, perché comunque Anna Spagnoli, tra l'altro mi dicono che era al rientro dopo qualche noia muscolare, l'atleta dell'Edera Forlì, è talonata da Valeria Baldassarri, più distanziata invece Eleonora Gardelli. Ecco, nelle nostre panoramiche a livello televisivo riusciamo ad aspettare a livello di tempistica Anna Spagnoli e Valeria Baldassarri, regalandomi un piccolo frammento del loro passaggio, ma davvero i primi tre lì davanti sono talmente veloci che rischiano, in verità non ci permettono di seguire come in altre annate tutti i punti cruciali di questa manifestazione. Gli arrivi vedono trionfare Yassin Kabur della Dinamo Sport con il tempo di 44,59, secondo podio per Rashid Benandian sempre della Dinamo Sport con 45,31, terza posizione per Vasil Matiucic della Gabi Bologna con 46,46, quarta posizione per Saturnino Palombo dell'Avis Castel San Pietro con 49,17, quinto Diego Gaspari della Gabi Bologna con 49,23, sesto Fabio Ercoli della Gabi Bologna con 49,52, settima posizione per Ismail con il tempo di 50,09, l'atleta della Rimini Nord Sant'Arcangelo, ricordiamo, ottava posizione per il pesarese Francesco Tornati della Gabi Bologna con 50,20, nona posizione per Dennis Pianini della GPA Villa Verrucchio con 50,33, decima posizione per Davide Poggi dell'Atletica Rimini Nord Sant'Arcangelo con 50,43. Questi risultati per quanto riguarda le prime 10 posizioni. Ci spostiamo adesso per quanto riguarda il genere femminile per la classifica generale, che ha visto trionfare Anna Spagnoli dell'Edera Forlì con il tempo di 55,42, a seguire Valeria Baldassarri della Gabi Bologna con 56,24, terza posizione per Eleonora Gardelli della CUS Sassari con 57,45, poi seguono Gabriella Loretti in quarta posizione della Grottini Team con 59,30, quinta classificata Manuela Brassini dell'Aurora Runner Solidari Cesena con 59,41, sesta posizione per Lara Orlando della Podistica San Maurese con 1,22, settima posizione per Celeste Ferrini della Gabi Bologna con 1,16, ottava posizione per Alice Cuscini della Gabi Bologna con 1,0204, nona posizione per Francesca Patuelli della Gabi Bologna con 1,217, decima posizione per Claudia Benini dell'Endas Cesena con 1,0238. Ci spostiamo ora a sentire le interviste raccolte ai nostri microfoni ai primi tre arrivi maschili e ai primi tre arrivi femminili. Ciao a tutti, sono Kaburi Yassin, tesserato con il Dinamo Sport di Gia Marina. Oggi è la mia prima gara in questa zona, sono nuovo tesserato con la Dinamo, sono fiero di vincere oggi questa gara di marcia lunga di Savignano. La manifestazione come organizzazione mi è piaciuto, anche il percorso un po' duro,
non è facile di vincere questa gara con questo percorso che è pieno di salite. Oggi ho fatto una bella gara, come l'altra settimana ho fatto una gara di V9 sotto Torino, ho fatto una 8 e una gara più lunga perché hanno fatto l'estate, non ho fatto le gare lunghe, l'altra settimana la prima, oggi ho fatto 14, sono andato contento e adesso sto allenando bene con il mio amico che ha fatto lui primo, alleniamo insieme, è una bella gara, c'è un tempo un po' caldo e la gara è organizzata bene. Il personale è da oggi, ho fatto 46 oggi, perché le altre faccio 46, quasi che ho battuto un minuto qualcosa. Non so cosa dire perché vincere, sai, finché non arrivi al traguardo non puoi dire che hai vinto, per quello sempre arrivo e metto obiettivo più alto per vincere. L'anno scorso è arrivato secondo, quest'anno c'è l'obiettivo provare a vincere, però quest'anno è arrivato terzo. Uno, diciamo, non supporto tanto caldo, perché per arrivare a caldo serve allenare su caldo, preferisco più fresco. E per quello oggi ho beccato giornata perfetta per me, caldissimo, e per quello quanto partito sentivo che inizio sull'ombra andava bene, poi quando uscivo su sole ho detto no, è troppo caldo. Poi vengo da 2 mezze maratone, una da Bologna, altra settimana da Porto San Giorgio, per quello c'era su gambe tanti chilometri, secondo me un po' ne ho recuperato. Poi faccio auguri ai ragazzi che hanno fatto il primo e secondo, bravissimi, e poi altri atleti che corso oggi perché con quel caldo anche arrivare a traguardo con il suo passo molto bravi. Poi saluto la mia società GS Gabi, presidente Nerio Morotti, i complimenti organizzatori. Sì, è un percorso molto muscolare, però sono i miei percorsi, a me piacciono molto e riesco insomma a essere concentrata perché poi è una gara dove devi spingere in salita, recuperare il giusto in discesa e comunque anche spingere in discesa, quindi è andata bene e sono contenta di questo risultato, ma al di là del tempo sono contenta insomma delle sensazioni perché vengo da una settimana di allenamento, queste gare qui sono un finale insomma, del carico settimanale, quindi è andata bene, sono contenta. Allora, arrivo da un paio di settimane abbastanza toste perché dopo la mezza di Bologna sono stata agli Europei Master e ho partecipato in 2 specialità, quindi 3 gare in una settimana per me sono state abbastanza massacranti. Quindi alla gara di oggi sono arrivata abbastanza stanca però carica perché oggi è presente buona parte della mia squadra che è la Gabi Bologna, quindi è una bellissima anche occasione per stare insieme e il tipo di percorso valeva la pena perché comunque non capita così spesso di avere dei misti così allenanti, quindi tutto sommato sono contenta, anche se ero abbastanza stanca, devo dire la verità. Il percorso è stato veramente bellissimo, ma soprattutto l'organizzazione. Io me la sono goduta, non l'ho fatta diciamo al massimo delle mie potenzialità, anche perché è un periodo in cui non sono proprio in forma, sono tanti gli impegni oltre allo sport e quindi si fa quel che si può, però sono contenta di essere venuta, quindi parecchio, è stato molto caldo, i ristori c'erano, però purtroppo le temperature sono, diciamo, non mi aspettavo di trovare tutto questo caldo, è stato faticoso. Sì, è da consigliare perché i collinari sono comunque, fanno bene per la forza, fanno bene per correre in mezzo alla natura, fa bene comunque anche per lo spirito, quindi sì, assolutamente. Termina qui la 47esima edizione della Marcia Lunga sul Rubicone, una gara ben organizzata dalla podistica Seven. La speranza è quella di poter vedere il prossimo anno, alla 48esima edizione, che avverrà per l'appunto a settembre del 2020, più protagonisti possibili per cercare anche di rendere più avvincente una gara che a nostro avviso quest'oggi è stata monopolizzata dal duo lì davanti marocchino e dall'ucraino che davvero in velocità sono stati devastanti, non ce n'è stato per nessuno. La soddisfazione a livello femminile invece riguarda Anna Spagnoli, l'atleta dell'Edera Forlì, si è confermata anche in questa gara una grande, qualora ci fosse bisogno di ribadirlo. Grazie ancora, l'appuntamento è per il 2020 con Correre Insieme.